Nella classe seconda C della scuola media Morosini si sta affrontando un lavoro che porterà alla realizzazione di un film. Il soggetto di questo film è Venezia. Adesso andiamo a vedere i vari gruppi di lavoro. Questo è il gruppo numero 2, il capogruppo è la Maëlys. Di cosa si occuperà questo gruppo? Delle origini di Venezia, degli eventi principali della sua storia e dell'artista il Carpaccio. E che cosa state affrontando adesso? Le origini di Venezia. Le origini di Venezia. Allora, questo gruppo di che cosa tratta? Tratta del commercio di Venezia e delle navigazioni. Tra il V e il VI secolo d.C., la zona costiera dell'Alto Adriatico subì continue invasioni da parte dei barbari, che al loro passaggio saccheggiavano paesi, città e villaggi. Le popolazioni, per salvarsi e sfuggire al pericolo, si rifugiarono nelle numerose isole della laguna circostante. Fu proprio quello che fecero gli abitanti di Aquileia, Concordia e Altino, che così riuscirono a scappare dagli invasori, che essendo popoli di terra non costruivano imbarcazioni per inseguirli. Date le condizioni del terreno, quando terminava il saccheggio e gli invasori si spostavano per depredare altri villaggi e città, quelli che erano scappati all'interno della laguna ritornavano alle loro case, riprendendo la vita abituale. Ecco perché alcuni giunsero alla determinazione di stabilirsi definitivamente nella laguna. Dapprima il compito di ordinamento fu attuato dai rappresentanti delle isole, chiamati tribuni. Successivamente il potere fu concentrato nelle mani di un unico capo, di un doge, che inizialmente operò accanto a un magister militatum, capo militare. La sede del governo comune fu per il primo periodo stabilita ad Eraclea. Nel 742 la sede del governo venne trasferita in una posizione più protetta e più comoda, Malamocco. I dogi ufficialmente dipendono da Bisanzio, ma questo non impedisce loro di rafforzare il proprio potere. Per 2 secoli Parteciaco, Orseolo, Candiani cercheranno di rendere ereditario il dogado, ma nessuno di loro vi riuscirà. Prima di divenire grandi navigatori e commercianti, i veneziani furono abili carpentieri. Costruivano le loro navi in un cantiere che chiamavano arsenale. Era organizzato in reparti specializzati: segheria e carpenteria per il fasciame delle navi, calafatura per rendere impermeabili gli scafi e preparazione delle vele. Nel 1570 bastarono solo 2 mesi di lavoro per mettere in mare 100 nuove galee contro i turchi che avevano attaccato Cipro. Venezia raggiunse l'apice della potenza, riuscendo ad insediarsi come autentica dominatrice commerciale sulle rotte del Mediterraneo e negli scambi con l'Oriente. La sua supremazia sul mare provocò l'ostilità dei genovesi e dei pisani. In diversi scontri navali, le 3 repubbliche marinare si contesero il controllo dei traffici con Bisanzio. Malamocco rimase per 70 anni la sede del dogado e le attività erano ormai fiorenti. I Franchi si accorsero del sorgere di questa nuova potenza e decisero di attaccarla. Il doge si rifugiò nell'arcipelago di Rivo Alto, all'interno della laguna. Il grave pericolo passato fece riflettere il doge e il suo seguito. Ricostruirono i centri distrutti e le strutture del nuovo dogato furono trasferite di nuovo e definitivamente in quel gruppo di isole che diventarono la città di Venezia. Nel 1095 il Papa Urbano II invitò i principi cristiani a riconquistare i luoghi santi. Venezia partecipò alla crociata del 1099 ed ebbe uno scontro navale con i pisani a Rodi. I veneziani però fecero male a sottovalutare i turchi, perché infatti questi erano equipaggiati con navi più grandi. Si dovettero chiamare uomini dalla terraferma, Dalmazia, dalle città lagunari, dalle corporazioni veneziane, per riformare 60 galere sottili e 12 galere grosse.
Dopo questa guerra, la flotta che salpò per la battaglia di Lepanto era formata da oltre 140 navi, con ciurme composte da greci o da dalmati. In questa battaglia, combattuta il 7 ottobre 1571, Spagna, Repubblica di Venezia, Stato Pontificio e i loro alleati, uniti nella Lega Santa al comando di Don Giovanni d'Austria, sconfissero la flotta dell'Impero Ottomano nel Golfo di Corinto, chiamato Golfo di Lepanto. La prima grande vittoria dei cristiani contro i turchi ottomani tolse a questi ultimi la supremazia sul Mediterraneo. In questa festa si celebrava lo sposalizio del mare, in segno dell'autorità di Venezia e del suo dominio sull'Adriatico. Il doge, con la signoria, il clero e con gli ambasciatori esteri, dal Bucintoro, nave di rappresentanza del doge, gettava in mare un anello ornato di pietre preziose, pronunciando queste parole: in segno di eterno dominio, io, doge di Venezia, ti sposo, o mare.